Per i lupi. A Modena, nella fascia di età fra i 3 e i 6 anni, tutti i bambini trovano posto nelle scuole d'infanzia. Cioè chiunque lo chieda ottiene di avere questo servizio. E questo cosa consente? Non solo consente ai bambini di crescere in mezzo agli altri, quindi di venire su meglio, ma consente a tutta la famiglia di poter, con la propria attività lavorativa, contribuire al benessere della famiglia e dell'intera città. Allora, a Modena si è cominciato a costruire gli asili nido quando non c'era ancora una legge nazionale che lo prevedeva, cioè il Comune di Modena lo ha fatto di proprie iniziative e con fondi propri. Podjetje Riko hiše bo v Modeni postavilo prvi leseni vrtec, pravo novost za tamkajšnje prebivalce, ki so vajeni povsem drugačne arhitekture. Z tehničnega vidika ne pomeni to nič posebej novega. Mogoče zaradi velikosti je bolj zahteven, z vidika poslovne vsebine pa gotovo pomeni premik v neko drugo smer ali pa iskanje nekih drugih priložnosti. Saj gre za poslovno relacijo med uveljavljenim gradbenim podjetjem, med Tetra Pakom in pa med občino Modena. Glavna investitorja gradnje otroškega vrtca sta občina Modena in tovarna Tetra Pak, ki v Modeni raziskuje in izdeluje polnilne stroje. We like very much what the architect has presented to us. They made a study on what will be the environment, and when they presented to us this solution, which is not very common or conventional for this area, we have seen all the advantages, and it was very nice, and so we decided to go in this direction. Arhitekturni studio ZPZ Partners je na željo naročnika za gradbeni material izbral les. V Riko hišah so tako našli kvalitetnega izvajalca z velikim razumevanjem za sodobni dizajn in tako imenovano bioarhitekturo. Noi abbiamo cercato un produttore, quindi abbiamo fatto una ricerca nel modo più semplice possibile, cioè chiedendo agli amici, guardando in rete, in internet, guardando le referenze, il portfolio, e ci sembrava che il livello di finitura e di cura dei particolari fosse molto alto. Li abbiamo contattati, hanno un sistema molto intelligente e che soprattutto dava grandissima libertà di disegno ai professionisti, cioè loro hanno sviluppato un bellissimo hardware, il software lo disegniamo noi e ci viene fuori una cosa interessante, devo dire è un ottimo molto cordiale, però a un livello molto professionale. Subito abbiamo immaginato quale poteva essere la risposta di un asilo così concepito. Perché come dicevamo spesso il legno viene immaginato per altro tipo di architetture oppure nella nostra immaginazione è legato a degli oggetti o a un'architettura di interni fatta in legno.
In realtà, appunto, sappiamo, poi è un po' anche il nostro mestiere, quello di sapere che il legno ormai ha delle caratteristiche tecnologiche avanzatissime e molto compatibili con un'architettura. Prav naši fantje slovijo po svoji hitrosti. Na veliko veselje sosedov in tistih mladih staršev, ki svojimi malčki komaj čakajo, da bo objekt končan. Da un'impressione di naturalità, di cosa semplice, su misura, calda, accogliente per i bambini. Mene je pomembno pri tem projektu predvsem to, da ljudje ne povezujejo podjetje Riko hiše samo z gradnjo hiš, ampak da je Riko hiše povezano z gradnjo iz lesa nasploh. O te percepcije se želim ločiti. In na drugi strani tudi, da moji sodelavci, ljudje, ki prodajajo te hiše, več ne iščejo samo trga in individualnih hiš, ampak da iščejo investitorje v razne objekte. Če imamo tukaj vrtec, jaz upam, da bo jutri že šole, fitness centri, hoteli in to bo zagotovo pomembna referenca za nas pri iskanju teh novih tržnih možnosti in seveda pri iskanju višje dodane vrednosti našega produkta. Vrtec v Modeni bodo predvsem obiskovali otroci sodelavcev tovarne Tetra Pak in tisti iz soseščine. Njihov nov otroški svet v lesu pa bo gotovo kmalu postal še ena znamenitost Modene.